Svolgeremo dunque il servizio di trasporto e di missioni ancora su Cagliari e svolgeremo anche a breve il servizio di 118 su Cagliari, nelle forme che concorderemo ma sono già stabilite con la ASL, e il servizio di 118 su Seulo, Esterzini e Sadali. Stiamo in questo senso definendo fisicamente i lavori che dovranno essere realizzati nella sede di Sadali, che ci ospiterà grazie all'accordo che abbiamo fatto stipulato con il sindaco di Sadali, Romina Mura, e che stiamo andando a stipulare con le altre due amministrazioni, colmando così un bisogno che c'è, perché Sadali, Seulo e Sterzini vuol dire 45 minuti dal luogo dove avviene il fatto al primo ospedale, che è quello di Isili, che, come capite, in caso di cardiopatia e non soltanto, significa pressoché la certezza di rimanere, a meno che non ci siano a bordo volontari bravi, che sanno usare un defibrillatore, che sanno cosa si deve fare in questi casi, e voi lo siete, e lo sarete sempre di più. Naturalmente dovremo trovare le forme perché tutto questo funzioni, forse sarà necessario costituire una cooperativa in parallelo, non lo sappiamo, forse sarà necessario effettuare qualche assunzione di qualcuno di voi o di altri che vada a vivere a Sadali, questo lo vedremo facendo e non c'è fretta. L'importante è oggi poter dire che dopo quasi 2 anni noi siamo una bellissima realtà, ringraziare chi ci ha aiutato sino ad oggi, ringraziare anche Marcello Equinozio che gestisce questo centro e che ci ha ospitato, per me particolarmente, per i miei fratelli è poi una giornata particolare perché, come forse voi sapete, questa associazione io l'ho fondata con altri alla memoria dei miei genitori e infatti questa ambulanza è intitolata a loro.